Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono 4 ragazzi. Post partita, Rangers-Napoli 0-3. Allora, premessa, mi aspettavo un risultato del genere? Assolutamente no. Quando alcune volte vi dico mi aspetto questo è perché veramente me lo aspetto, oggi non me l'aspettavo. Secondo me era una partita difficilissima da leggere perché ragazzi stiamo parlando comunque di una squadra forte, soprattutto in casa era un avversario non ostico di più. E comunque siamo andati a comandare in casa loro. Abbiamo avuto 20 minuti di sofferenza e io lo dico ora, 14 settembre, ma lo sto ripetendo già da mesi, da mesi. Quando poi tutti vorrete salire sul carretto di Meret, io i posti li sto tenendo anche per voi. Quando vorrete salire tutti sul carretto di Meret, quando io dicevo, aiù, il titolare ce l'abbiamo, Meretti il titolare lo può fare perché è forte. Quando vorrete salire tutti quanti insieme a me sul carretto di Meret, io starò qui ad aspettarvi, perché voglio, Meret è un gran portiere che ha bisogno di tranquillità, è un portiere che però se gli diamo la tranquillità farà grandissime cose, grandissime. Detto ciò, io oggi che cosa devo dire? Kvaratskhelia da 9, ancora da 9, un'altra partita da 9. Lobotka, Anghissà, 10, Di Lorenzo, Mario Rui, Chabot, Kim, perfetto, Rachmani, idem, Popò, Matteo Politano. Come facciamo ad avere ancora qualche dubbio su chi possa essere l'ala titolare tra lui e quella segaccia di Lozano? Che andatevi a prendere il video quando arrivo a Lozano, che io dissi che ero contentissimo, ero fomentato come un caimano, ma Lozano purtroppo è inguardabile. È inguardabile, la partita in corso può fare qualcosa, ma il titolare deve essere Matteo Politano per forza. Poi io voglio capire una cosa, Spallettone, carissimo. Allora, Zielinski sbaglia un rigore, poi aveva segnato Politano, ce l'ha nulla. Tu lo fai ritirare a Zielinski. Io ringrazio soltanto la Madonna che il terzo non l'abbia tirato Zielinski perché le avrei tirate giù tutte io, le Madonne, tutte. A parte il portiere loro, 41enne, hanno pure terzo. Cioè, tengo il video, ci sto io che faccio, ma chi è questo Gesù Cristo? Oggi ha preso pure le bestemmie quello, ha preso tutto, pure le bestemmie. Entrano alla panchina, Dombele lo metto 3 milioni in campo, sapete che io di solito mi sbilancio, non per il gol, allora avrei detto anche senza gol, ma che cosa gli vogliono dire al signor Dombele? Che cosa gli vogliono dire? Partita clamorosa, aveva fatto una bella partita anche al posto di Lobotka, ma Lobotka è un'altra cosa, lo sappiamo. Da quando è entrato clamoroso, bellissimo anche il gol di Raspadori, poteva finire molto di più, anche molto di meno. Che rigore contro ci avevano dato, meno male che c'è il VAR. Ma che aveva visto l'arbitro? Vabbè, pancia là di Rachmani, lasciamo stare. Detto ciò, io ringrazio i ragazzi per quello che stanno facendo. Questa era una partita che di importanza valeva più di quella di Napoli, perché mentre a Napoli contro il Liverpool puoi mettere in conto di perdere i punti, oggi fare i 3 punti qua era fondamentale e avendoli fatti pure a Napoli con Liverpool ti metti in una condizione in cui non devi sbagliare tutte e due le partite con l'Ajax, almeno una delle due la devi fare bene, ma siamo in una situazione molto avvantaggiata, quindi voglio con la testa, perché stiamo a 6 punti dopo 2 partite, che vuol dire che abbiamo il ritorno con questi in casa nostra, Anfield e poi 2 partite con l'Ajax. In queste 2 partite, per me, cioè in queste 4, se in queste 4 partite tu riesci a vincerne 2 sei sicuro passato. Ma anche se con l'Ajax, attenzione, se con l'Ajax ne vinci una e ne pareggi un'altra, sei passato comunque matematicamente. Ma anche se è troppo presto, iniziamo a pensare che possiamo puntare al primo posto. Perché possiamo puntare al primo posto. Possiamo puntare, io sono sicuro che Rangers non finirà il girone con 0 punti. Qualche punto a qualcuno li mangerà. Possiamo arrivare al primo posto anche. Quindi con la testa, partita dopo partita, ora c'è il Milan, mamma mia, mi sto già cagando sotto ora. Incrociamo le dita, grandi ragazzi, grandi e grazie. E quel ragazzo con la 77 dietro. È un fenomeno.